In aumento i casi di tubercolosi. L'allerta sanitaria partita nel Vicentino ha rimbalzato di provincia in provincia un po' in tutta Italia, complice il post del cinguettatore seriale e ministro Matteo Salvini. Qualche giorno fa il presidente del Consiglio del Veneto, Roberto Ciambetti, aveva raccontato di un giovane immigrato affetto da tubercolosi, datosi alla fuga da un centro d'accoglienza di Sandrigo, diventando, scriveva, un potenziale veicolo infettivo. Il ministro aveva poi a sua volta postato la notizia e a quel punto a diventare virale sono diventati timore e preoccupazione in tutte le piazze del Veneto e nel Padovano. Dovremmo controllare un po' più le immigrazioni, perché secondo me buona parte di queste cose vengono per le immigrazioni più o meno clandestine. Un ritorno di queste malattie c'è senz'altro, ma perché c'è un degrado ovunque. Il discorso che arrivano può andare anche bene, però il controllo sì. Analisi, tutto quello che c'è da fare come facevano una volta. La Prefettura ha fatto sapere che il Dipartimento Igiene e Sanità Pubblica dell'ULSS ha già avviato tutte le procedure del caso con controlli sulle persone che nei giorni scorsi erano state a contatto con la persona infetta. Sotto l'aspetto sanitario, hanno scritto, non c'è nulla da temere. Molti additano questa situazione di questo ritorno di malattia agli immigrati, ma non è vero, perché ormai anche se andiamo a volte in qualche ospedale corriamo il pericolo di prendere qualche batterio che fino adesso non conoscevamo più. Io sono favorevole ai vaccini. Con la medicina di oggi, insomma, si può un po' scoprire di tutto. L'importante è non abbassare mai la guardia.